Bentornati su Zwischenberg Channel News, le principali news della giornata in meno di un minuto. Clandestinità, la depenalizzazione del reato e scontro Alfano, meglio non abrogare. Le molestie di gruppo a Colonia, 31 sono le persone finora identificate, 18 dei quali sono richiedenti asilo politico. Stepchild adoption e unioni civili, prima del 26 non ci sarà ancora nessuna decisione. E poi Banca Etruria, perquisite la sede centrale e 14 società che non hanno restituito i fondi. Poi passiamo alla rassegna stampa. Il giornale, Renzi, Forza Italia e il voto, il rilancio di Berlusconi. Questo è il giornale. Il manifesto intitola sulle unioni civili Renzi sceglie di non scegliere. E l'Osservatore Romano, infine, responsabilità comune, la Svezia ripristina i controlli alle frontiere. Queste sono le principali notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui, sempre su Zwischenberg Channel World News. Noi ci rivediamo lunedì, grazie per averci seguito e buon weekend.